della Repubblica. Ringraziamo il Sindaco, Rocchino Migliore, tutte le autorità civili e militari presenti, e sono tantissime, grazie mille, in questo giorno di festa, nel 70° anniversario del voto alle donne, che per noi è un grande risultato nello sviluppo dell'Italia, per la nostra Italia. Il corpo musicale Romualdo Marenco in questa mattinata di concerto ci presenterà dei brani di Leroy Anderson, che è nato il 29 giugno del 1908 a Cambridge, nel Massachusetts. I suoi genitori erano immigrati svedesi arrivati negli Stati Uniti da bambini. Suo padre lavorò come impiegato presso l'ufficio postale. La mamma di Leroy, Anna Margareta Johnson, proveniva da Stoccolma ed era organista presso la chiesa della missione svedese di Città. Proprio lì si erano incontrati i suoi genitori, presso la chiesa svedese. Si erano sposati nel 1907, nel 1908 era nato Leroy e nell'11 suo fratello. Eravamo una famiglia di musicisti, disse Leroy. Mio padre suonava il mandolino, mia mamma suonava la chitarra e ci accompagnava al pianoforte. Quelli erano anni felici, passavamo le serate facendo buona musica. Avevamo dovuto arrangiarci a creare il nostro intrattenimento. La madre Anna ha dato a Leroy le prime lezioni di pianoforte a partire dall'età di 5 anni, non appena i piedi raggiunsero i pedali. Un giorno Anna sentì Leroy suonare un brano che non gli aveva mai insegnato e gli chiede come facesse a conoscere quella canzone. Leroy rispose, è solo qualcosa che ho sentito.
Ricordo con paura quel referendum. Chi parla è Giuliano Montaldo, grande regista. Avevo 16 anni, ero appassionato di cinema più che di politica, ma le parole appassionate di mio padre mi aiutarono a capire e a sentire come un pugno nello stomaco la fuga del re, la sua assoluta irresponsabilità. Non c'è nemmeno da pensarci, urlò mio padre a proposito della scelta. Vivemmo tutti con ansia l'attesa dei risultati. Rimasi stupito, anzi stravolto di fronte all'evidenza. Tantissimi italiani avevano votato per la monarchia. Come era stato possibile? Capii che al sud, dove le percentuali monarchiche erano impressionanti, ciò che era accaduto nell'Italia del nord nei mesi della guerra partigiana era arrivato poco e male. Ne ebbi conferma ancora nel 1951, quando presentammo Actu Banditi con Carlo Lizzani a Napoli. Dopo un lungo silenzio, uno spettatore si alzò e alla fine della proiezione ci chiese: ma davvero è successo tutto questo? Come se avessimo raccontato una favola. Ecco, cari cittadini novesi, autorità tutte, civili, militari, religiose, associazioni, cari sindaci, sono passati 70 anni dal 2 giugno 1946 e siamo ancora qui convintamente a festeggiare la nostra Repubblica. Non fu una favola arrivare al 2 giugno del 1946. Costò tante vite umane, morti sui nostri monti per combattere i fascisti e i nazisti, deportati nei campi di sterminio, fucilati o impiccati nei rastrellamenti come alla Beneditta, Marzabotto, Sant'Anna di Stazzema o in tanti altri luoghi del nostro paese. Non furono una favola 20 anni di fascismo, fatti di negazione dei diritti democratici, delle libertà di espressione politica. Non furono una favola le leggi razziali
e la deportazione di centinaia di migliaia di ebrei. Fu invece una grande pagina, una pagina straordinaria, la lotta di liberazione dall'occupazione nazifascista. Fu la lotta resistenziale di migliaia di persone con idee politiche diverse a salire sui monti, a decidere che valeva la pena rischiare la propria vita per riconquistare la libertà. Al referendum del 2 giugno 1946 tutti si aspettavano una vittoria schiacciante della Repubblica. Invece si scoprì che la monarchia ancora affascinava una buona parte degli italiani. La Repubblica si affermò con uno scarto di 2 milioni di voti, 12,7 milioni contro i 10,7 per la monarchia. L'Italia era divisa in due, come l'8 settembre del 1943. Ci furono disordini e soltanto la partenza di Umberto II disinnescò la miccia. Gli artefici della Repubblica Italiana sono tanti, da Ferruccio Parri a Pietro Nenni, Palmiro Togliatti, Alcide De Gasperi, ma sicuramente sul risultato del referendum furono determinanti le decisioni del ministro degli interni di allora, un nostro conterraneo, il socialista Giuseppe Romita. Imparziale, ma non certamente neutrale. Fu lui ad avere l'intuizione di far votare alle elezioni amministrative il 10 marzo del 1946 soltanto i comuni del centro-nord, dove era sicura l'affermazione delle forze politiche di orientamento repubblicano. Infatti, quei risultati diedero la volata all'esito del referendum. La provincia che risultò con la percentuale più alta a favore della Repubblica fu la provincia del Trentino, mentre la città più repubblicana fu Ravenna. Al contrario, la provincia più monarchica fu Napoli e la città più monarchica Messina. Ma il dato più eclatante fu quello della partecipazione, il 91%, una percentuale altissima. Tra il 9% che non hanno votato, c'erano anche prigionieri di guerra e altre figure che non potevano partecipare al voto. Pensate che tra il 9% ci furono persone che per giustificare la non propria partecipazione al voto presentarono il certificato medico. Pensate invece alle percentuali delle ultime elezioni nel nostro paese o nelle nostre città e l'immane lavoro che la politica e le istituzioni devono fare per riconquistare la fiducia dei propri cittadini. A Novi i risultati nel 1946 furono chiari e inequivocabili. Il 69,7 scelse la Repubblica. A fronte di una situazione ancora molto fragile, la nostra Repubblica si riscattò ampiamente con l'Assemblea Costituente e la redazione di una Carta Costituzionale che ha garantito 70 anni di libertà e democrazia. Quel giorno, il 2 giugno, si votò anche per le elezioni politiche, le prime elezioni dopo il fascismo. Venne eletta l'Assemblea Costituente con 556 eletti, di cui 21 donne. La Democrazia Cristiana ha preso 8 milioni di voti e 4 milioni il Partito Socialista di Unità Proletaria e 4 milioni il Partito Comunista Italiano. Fu un voto sostanzialmente paritario e anche questo contribuì a far nascere quella Carta Costituzionale che tutti riconoscono come una grande Costituzione. A ottobre 2016 andremo a votare per un referendum costituzionale di grande importanza. L'augurio che posso fare, l'auspicio che vorrei fare è che ci sia un confronto di merito e che il confronto parta da un rispetto reciproco delle diverse posizioni, sapendo che i principi e i valori fondamentali della nostra Carta Costituzionale non verranno e non dovranno essere modificati. Ma se il 2 giugno 1946 quel voto ebbe quell'esito, fu anche merito della grande partecipazione delle donne al voto. Nel gennaio del 1945 l'Italia decise il suffragio universale. Fino ad allora le donne non potevano votare e nel marzo del 1946 un secondo decreto diede la possibilità alle donne di votare, ma anche di essere elette. In molti paesi europei le donne potevano votare già da molti anni. Una curiosità: il primo paese al mondo che diede alle donne il diritto di voto fu la Nuova Zelanda nel 1873. L'ultimo, pensate, la Svizzera nel 1971, paese democratico neutrale, ma forse con qualche pecca.
Insieme eseguiremo Va Pensiero, uno dei cori più noti della storia dell'opera, collocato nella terza parte del Nabucco di Giuseppe Verdi. Il coro è stato interpretato come una metafora della condizione dell'Italia nel tempo, assoggettata all'epoca al dominio austriaco. La censura di Vienna avrebbe certamente impedito la circolazione del brano e da ciò scaturisce la scrittura allegorica che viene cantata dagli ebrei prigionieri in Babilonia. È anche questa l'occasione per invitare tutti voi al concerto di questa sera che la Corale Novese terrà in questo cortile.